Siamo in diretta, Luca. Ma Ciao, perché ci aspettate un attimo. tante cadine? Non so. Ci vedremo cagare. Cioè, si vede pure i capelli che tengo area di scusi qua. Aspetta, ma io come ti dà paura se ci vedi sotto e sotto? 2 secondi. Allora, quanti guaglioni ci stanno vedendo? Aspetta. Voglio 2 secondi, un attimo che si collegano tutto quanto perché è stata una diretta improvvisa, diremo una cosa alla famiglia, ma fa diretta. Facciamo nel primo commento qua. Sì, allora, Mi ci vado a notifiche. Belle con metterlo lì. Allora, vai giù, ciao a tutti, siamo, quando ne si? Vai giù, vai da cucca con me, sì. 77 spettatori attuali. Allora, vai giù, saluto tutti quanti, però sta scorrendo la chat, 160, ma faccio Vai giù, però non facciamo tardi perché domani a scuola, vai giù, allora, vai giù, saluto Vincenzo, ciao Longobardi, ciao Vincenzo Longobardi, ciao Nello, ciao, ciao Flavio Like. Un attimo solo, allora, fammi chi è dietro di te? Dietro di me è un cantante. Ciao. No, Carolina non c'è sta, Carolina. Allora. Aspetta, oggi a segnare. Ma non riusciamo a salutare tutti insieme, capite? Ciao Teresa. Allora. Ciao Francesco, ciao Alessio Funzione, ciao Simona Di Senna. Ciao Crispino Maddalena. Si capisci? Ciao Ivan Marsi come pare, se già detto buono. Ciao Xped Tech. No, ciao Giacomo. No, oggi non si capisce. No, oggi. Ciao Daniele Manco. No, ciao Flavia D'Agostino. Ma sfizzire quando ne siamo. Ma che ne sai? Secondo me Parigi. Siamo 180, oggi mi aspettavo, perché la verità non saresti tu andato a dormire. Ma moglie che va cliccando qua YouTube, si mette a fare un bordello. Ciao Carmine, ciao Alessio De Gregorio. Dici ciao Alessio De Gregorio, ciao Alessio De Gregorio. Ciao Carmine, comunque io domani non vado a scuola. Fai buona Rita, non altri commenti su. Ciao Giovanni. Allora, vai Giuni, 2 secondi così aspettiamo che tutti vedono. Oggi vera cucca, tanto di mano facete festa, io da scuola. A scusa rapia, giù viene, capito? Non da scuola. Ma sento. Allora, saluto Francesco Maiello e Pasquale Maiello. Ciao ragazzi. Giuseppe, ciao Giuseppe. Ciao Davide. Ciao Gioia. Roberto. Ciao Angela Martino. Ciao Francesca Vecchia e poi una Gisi. Che mi saluti, così banca della prof. Saluto, come si chiama? Ciao Nirvaix. Ciao Luigi Castellano, ciao Alessandro ciao Diffuso, Giuseppe Gallo, ciao Antonio De Santis, ciao Frat Machien, no, è scomparso. Ciao fratellino, mi manco. Ciao Daniela, tutto a posto. Mi saluto, ciao Antonio De Santis, aggiornato. Ciao Matteo. Ciao Matteo Vitale. Voglio siete troppo assai, siamo 217, non mi aspettavo. Ciao Gaetano. Che comunque è stata una diretta improvvisa. Ciao Marica Cincia. Allora, vai giù, parliamo di qualcosa, no? Parliamo di tutto, tranne del Napoli stasera perché ha pareggiato, quindi. Io volevo fare un video a Carolina in cui diceva vai giù, giocate 1-1 con Napoli pareggio stasera. Però non l'ho fatto perché se veramente infatti ha pareggiato Napoli, no? Perché io avevo pensato di fare sto video. Perché mi sentivo con Napoli pareggiato. Però se facevo sto video e un Napoli mo infatti ha pareggiato veramente, tutto quanto mi venivano a scrivere ha portato 16, anzi buone ha portato sfortuna, quindi non l'ho fatto più. Questa è la cosa. Ragazzi, non riesco a salutarvi tutti, facciamo così. Ciao Alessio. Facciamo un po' di fuck me time a bello e buono. Quindi fate le domande intelligenti, domande che ne sacci curiose. Saluta Alessandro Cacciapoti. Ciao Alessandro Cacciapoti.
E niente, fate qualche domanda, così io leggo la domanda e vi rispondo. Allora, dice Alessio Zambrano, dove state? Io a Via Roma, credo che lo sapete, dove sta Giuliano. Sì, io sto a Giuliano, cioè, sei Giuliano, siamo di Giuliano. Io me lo sto a casa. Allora, Ciao, che allora, quanti anni avete? Dice Fra Gaming. Io ho 21 anni e lui 16 anni. 16. Tutto quanto dice Forza Juve. Sei Juventino. Di che parte di Napoli sei? Sono di Giuliano. Ciao, i Mills Eds. Con una large con te. Allora, come è conosciuto Raffaele Pazzo? Raffaele Pazzo lo conosco dal 2008, quindi quando ha cominciato a fare i video e non c'era nessuno a fare i video. Leggo tutte le domande, ragazzi. Allora, sei fidanzato, Carmine? No, non sono fidanzato. Diciamo, a volte sì, a volte no, come capita. Come mai Carmine ha lasciato la scuola? È perché se voleva lasciare, ho detto no, me la in una ma siete fratelli? No, non siamo fratelli. Allora, mo mi sono fermato con la chat, quindi posso leggere le domande una alla volta, anche se è un po' difficile. Vabbè, come ho lasciato la scuola? Perché la scuola non me la seguo in capo e quindi l'ho lasciato. Quando ho iniziato a fare video su YouTube, ho iniziato anche io nel 2009, un anno dopo Raffaele. E niente, ho cominciato a fare video poi fin quando è nata questa Carolina 2 anni fa. No. Allora, forza Napoli ottiene risultato. Se mi saluti do 500 euro, me ne saluto molto. Chi? Non so capire niente, aiuto. Tu saluti, poi rimane dare 500 euro. Sì, Donato, siamo parenti, siamo cugini. Allora, Attilio, buona cosa, allora, ascolta. Io non tifo niente, però mi faceva piacere se vincevo Napoli. Vabbè, io tifo Juve, però da quanto tempo sempre se Napoli vince. Allora, da quando dicevo Andy Born. Da quanto tempo disegni? Disegno da quando ero piccolo. Io tutto da quando ero piccolo, oggi facevo. E leggerò di cose veramente. Niente, da quando ero piccolo ho cominciato a disegnare paperine, topoline, queste cose qua così, e poi mi sono cimentato proprio a fare i tratti delle persone, visite delle persone. E niente, però mi sono fermato a fare i tratti, non sto facendo più niente. No, ragazzi, io non sono fidanzato. Io non so, aspetta, non vari domande, faccio la tua donna ideale, Luca, dice Umberto Guarino. Ragazzi, un culo grande, non lo so. Mimmo 03, Carmine, sei fidanzato? No, io non sono fidanzato, faccio finta di essere fidanzato. Cioè, sono fidanzato, però non sono fidanzato, capito? Quindi è un poco confuso questa cosa, è un po' di privacy. Alessia, pure io ti amo. Si tratta di privacy. Carmine, devi picchiare Luca, non può essere quindi. Voglio, ma chi ci fa niente? È così. Tenga capato. Carmine, hai mai rapinato? Sì, ho fatto furti, rapine, scippi. Pure io faccio disegni come li fai, dice Daniele Pezzella. Mi fa piacere, Daniele, se ti piace continui su questa strada, perché è una bella cosa, non tutti sono bravi a queste cose. No, perché sa ci fai io. Roberto Terraciano dice: di dove sei? Siamo di Giuliano, provincia di Napoli. Carmine, quale meglio, l'Xbox o a PS4? Dice Andrea Pozzini. A PS4 pure secondo me è meglio il computer, perché se hai un buon PC, no? Te lo assembli e quindi ci metti tutti i piazzamenti come ti servono, una bella scheda video, processore e tutte cose varie. Tu su un computer puoi mettere tutti i giochi che vuoi tu, quindi puoi passare GTA, puoi passare PES, puoi passare perché comunque i giochi che fanno per l'Xbox e per la PlayStation li fanno proprio con il computer. Io cosa faccio? Allora, sei troppo bello, che dice Asia. Grazie mille. Ciro è fidanzato con me, hanno detto. Come fai? Che bello, sono fidanzato. Sì, Pasquale. Infatti, pure io ti amo. Pasquale Natale dice: hai mai fatto il Rische Gusto? Sì, l'ho già fatto. Sì. L'ho fatto. Se scrivi Rische Gusto Carmine Migliaccio su YouTube ti esce. Carmine, conosci Nicola Mele? Sì, lo conosco, è un mio amico da tanti anni. Caine. Allora, Carmine, vuoi dire quanti anni hai? Zeus Fra ho 21 anni. Come è venuto di Carolina? Voglio così all'improvviso. Allora, domani mi devo. Dice Maria Giovanna Russo. Mi devo svegliare alle 5:30 per andare a Roma, ma non voglio pigliare suono. Meno male c'è stato voce. Meno male, che bella cosa. Meno male. Allora. Amen. Alessia Napolitano dice: Camille, sono cornuto, ti ringrazio. Pure tu lo sei. Amen. Rip Camille, mi saluti, sei il mio id. E voglio, non è riuscito a leggere. Avete qualche animale? Dice Vincenzo Matteis. Sì, allora un cane. Allora lì ha solo un gattino. Sì. Solo un gattino. Io ho un cane che si chiama Willy, ho un gatto che si chiama Mommy Moo, ho il figlio del gatto che mo è cresciuto, si è fatto una bestia e non so come si chiama, e poi tengo uno che dice, ma è un parente dei miei gatti, va e viene, si chiama Aitana.
È biondo, Ciuride, è biondo. Marinino d'Angelo. Dice Nirvaik, se il tuo piatto preferito, il mio piatto preferito è... Che è voi, macaroni con la panna, un formaggio alla coppa, un prosciutto. Che giusto è la rinda. Mamma mia, troppo buono. Cammini, vai sotto. Altrimenti più video ti vengono rapinati. Lo so ragazzi, ho tante cose da registrare, già tengo iscritti, però mi manca solo il tempo. Altri commenti sotto. Allora, Forever Game, dice sto una da toccare. Aspetta, giro 2 metri e poi una girata giù. Mimmo03 dice conosci Bello Bello Show? Sì, lo conosco, è un'altra persona che fa video. Sì, Martina, mi voglio mettere con te. Carmine, quando ci devo mettere con me, sei bellissimo. Carmine, non continui più video su Otello. No, a proposito, io Otello l'ho incontrato ieri. Ieri c'è stato il raduno a Piazza del Plebiscito, il raduno di Diego. E stava pure Otello, stava pure Valentino, faceva beatbox, tutto... che cazzo? Faceva tutto così. Allora, ti prego, mi ammazza, salutami. Chi ha It? Francesco Campanile. Ciao Francesco Campanile, ti ho salutato. Allora, Cammine, video... Ma no, io non sto capendo niente. Sto capendo. Allora, Cammine, chi è dietro? Voglio quello che vedete dietro, un poster di mio fratello perché canta, si chiama Pino Miglia. Subito ha trovato una pagina su di Facebook, Pino Miglia. Dice Matteo Vitale, Cammine, fai rap, please. Voglio mi fa male la gola, non ce la faccio. Ogni volta faccio dirette con male gola. Ciro, che fai? Mi tradisci? Bravo, rispondo poco, tu stai cantando. Carmine, salutami. Mi saluti, professor quando Clementino. Ciruzzo, Carmine, mi saluti. Mi saluti. Ciro, sposami. Sì, ti voglio sposare. 8 domande. E come faccio a rispondere? Ma date chi legge risponde. Allora, mi sparo, mi saluti. No, ciao Elisa Serino. No, Francesca che mi spara. Ciao, buonanotte Elisa. Dolce notte. Ciru, dicimi una cosa, ma che lo ciuffa, chi volessi pigliare? Il film. Ciru, quanti anni hai? 16. Allora vai giù, per chi non lo sapesse, non si chiama Ciruzzo ma si chiama Luca Arena, quindi Arena Luca. Quindi per chi non lo segue su Facebook, va nel suo profilo, scrive Arena Luca, clicca e lo segue. Quindi. Sì, Teresa, io sono tuo. Allora, ciao Francesco Cecere. Ciao Francesco Cecere. Ma il video si può rivedere? Sì, si può rivedere dopo che è finito. Allora, cosa ne pensi dell'andamento ultimo del Napoli argomento? Hai parlato con Manuel Rucchino, lei, però cosa ne pensi? No, è il Napoli, guarda, sto facendo schifo, come vedo, cioè, non è che stai vedendo calcio, però come vedo sta andando abbastanza bene, pure se stasera si vinceva, era una buona occasione. Ti piace GTA 5? Sì, io tenevo un coppo con video per giocare. Anche io dicevo così brutto. Allora, Carmine, preferisci Roma o Milano? Roma. Arena Luca Reno. No, non riesco a aprire un night patata. Luca è il suo ciuffo, la patata arriva. Allora, Carmine, vedo un po' che ti piace FIFA 16? Sì, è un bel gioco, ci ha passato 3 bolle agli occhi, è scarsi. Rihanna, sì, Rihanna è una bella pagliona, ci ha scelto insieme a ieri. Allora, domanda seria, hai qualcosa contro i gay o no? Russian Tavan, no, che cosa deve avere contro i gay? Io li rispetto i gay se loro rispettano gli altri, perché dico questo perché a me una volta mi è capitato, stavamo ad Aversa, e praticamente c'era un ragazzo, diciamo che era un ragazzo comunque 25-26 anni più o meno, e niente, stava a terra proprio in mezzo alla strada e le macchine bussavano e nessuno scendeva la mano. Scendemmo noi dall'auto, lo aiutavamo, comunque mettiamo un po' marciapiede e stava tutto ubriaco, era straniero. E niente, ci ha dato la mano, mi ha chiamato l'ambulanza, che poi non voleva tirare dall'ambulanza, e vabbè, volevi a casa mia, a casa del mio vecchio manager. Quando all'improvviso, sa come c'è piano pochi conferenze. Voleva il numero, vabbè, cioè non lo sapevo che era gay. Voleva il numero, vabbè, prendi il numero, perché comunque ti ho aiutato, magari tu per riconoscimento, mi sa, qualche volta ci mi piano un caffè.
Comunque stava un muretto che lui si stanco su muretto e mi mise a fianco a lui. Quando all'improvviso allunga la mano, ma come c'è tutto il culo. Oh. Oddio, oddio. In quel momento mi sento un po' in imbarazzo e quindi mi alzo senza far capire niente. Niente, continuiamo a parlare, una cosa così, perché uno stava, noi siamo sulle isse. Stavo io, stavi pure. C'erano 3-4 noi. E niente, comunque era arrivato un momento e ci salutò. Comunque forse lui aveva solo manager mio. E dice, vabbè, vedo il numero di telefono nel caso poi ci vedremo. Chi si salutò, voleva abbracciare, vabbè, abbracciamoci, non c'è stato problemi, abbracciamoci. Abbraccia bella buona appoggiati, bacio un po' culo. Già da questa cosa, no? Io non sono contro i gay, però tu devi rispettare l'altro sesso. Cioè io ti rispetto che tu sei gay, ti piace un uomo, ok, però se tu ti abbracci, che comunque ti ha già aiutato, mi ha fatto piacere, ti ha aiutato tutte cose, tu non approfitti, ma dei baci un po' culo. Mi è stata ho provato una sensazione di schifo, dico la verità. Ma non perché sto contro i gay, ma perché non ho avuto rispetto verso di me. Questa è la cosa, al finale. Carmine, saluta Maria Michela Di Marco. Allora, Carmine, cosa aspetta, Maria Michela Di Marco. Ciao Maria Michele Di Marco. E Roberta Poglio. Ciao Roberta Poglio. Ma come vengono fuori queste parodie? Ogni giorno mi piscio sotto quando vedo i vostri video, dice Vincenzo Matteis. Così, torno improvviso, ma Francesco, magari mi sciogli di nome. Allora. Avete mai litigato tu e Luca? Sì, tutti i giorni. È una cosa... Ha mai fatto sesso con una lesbica? No. Scusi, che è lesbica? Perché ha fatto sesso con me? Ad essere bisex. Carmine ti manderà a dormire, salutami. Ciao Chiara Chianese. Come ti viene in mente a questo ora e fanno un live senza offese? Giuseppe, mi dice niente, non un WhatsApp, rimane una giovanetta. Cioè, tenga a fare qualcosa, devo andare a portici, eccetera. Però comunque non deve niente a fare questo. Ogni giorno torno a sorridere, anche se sono triste, siete grandi. Grazie Gerardo, gentilissimo. Avete Matteo Vitale, avete mai battuto? Sì, tutti i giorni. Sabato. Ragazzi, uno mi ha scritto, ma anche se fosse Gabriel Gargo che non mi rispondi. Allora, dice Scorpion. Ti saluto in diretta, ciao Alessio. Io sono stato addestrato a scrivere 60 parole al minuto, non a sparare cadaveri già morti. Cheat Logan Lerman. Chi è sto Cristiano? Oh, capite chi è? Non sai manco tu, Luca. Allora, ciao Pasquale Daria. Allora, Alessandro Diffuso dice il cantante ti piace di più. Se parliamo di cantanti, diciamo che mi piacciono un po' tutto quanto, perché comunque ci sono canzoni che mi piacciono di ogni singolo cantante. Quindi se parliamo di rapper, Clementino e Rocco Hunt si passano anche sui migliori. Allora. È finito il discorso. Allora, Carmine, che ne pensi di quest'anno di Sanremo? Che schifo, ragazzi, che schifo. Invece di niente, però non mi piace il che hanno vinto. Allora, cioè è una piace una canzone là, come stanno. Carmine Tuerca. Allora, cosa ne pensi della vittoria di Logan Lerman? Chi è? Hai capito che è Logan Lerman? Chi è? Di Moarci, capito? Fa amore. Come, non so, è Luca? No. Guarda. Capi che è? Ma chi è? Ma chi è chi? Conosciuto per essere stato protagonista del film L'Olimpo, il ladro, i fulmini su. Ma non mi riuscite niente, ma chi se non lo so? Ma chi è? Non lo conosco. Ma favorisse video, ma fa Facebook. Allora, dice Mickey. Ah, boh, comunque dice ti piace Eminem. No, voglio, non è il mio stile, capito? Buonanotte Rita Davino. Luca, ma come fanno? Cosa pensi di Leonardo DiCaprio? Vai giù, è un buon guaglione. Un buon guaglione. Non ci siamo appiccicati. Si sa comportare. Dove come fanno ste qui a non vedere quando sei bello? Dice Fra D'Agostino. Grazie di cuore, un bacio. Carmine MV. Ti ci voglio. Carmine, che ne pensi? Per me doveva vincere Sanremo Clementino, anche se Rocco Hunt mi sa balanzo. Per me doveva vincere Carlo Conti. Ti piace Justin Bieber? Carmine, ti piace Justin Bieber? Justin Bieber? Sì, io un po'. No, voglio, volesse sulla 4 anni, dai, solito tennis.
La scelta di una qui. Raduno, così ti viene a massacrare. Rosa Sodaro, vai giù, ditemi dove devo fare il raduno, lo faccio. Che ne pensi di capire Garco? Vai giù, non voglio tutto di un pezzo di plastica. Cioè, no, si tipo... È un bello, mia! Allora, Camille, diceci lasciare, Camille, ma chi è il tuo fan o la tua fan preferita? Ragazzi, io non ho fan preferiti perché siete tengo una fan. Non fosse nessuno, noi non è che mi sono qualcuno, però diciamo tutti voi quattro patano, tutti voi insieme formate il mio fan preferito. Cosa ne pensi di Luca? Favore ad una Caserta. Sono stato a Caserta, sono stato a San Prisco. A Ponticelli. A Ponticelli c'è quasi tutti con la sabato. Luca, mandimi la buonanotte. Buonanotte. Mandami. Buonanotte, mi faccio scudo rombo, che me ne vanno a sciami se... Leonora Battipaglia si chiama. Ciao Leonora, buonanotte. Finché non sbagli, ma quando sbagli, capito? No, è normale, si sbagli, no? Per me deve vincere Ciruzza sta lì. Cosa pensi del pareggio del Napoli? Io penso che ha avuto poco pure il culo Napoli, perché hanno chiappato un palo, una traversa, una cosa che capite lì. Però comunque non hai guardato mano, no? Poi si sta seccando in canna, allora. Qua sotto, cammini. YouTube preferito? Dice X Glotech, sì, mi piace mi piace la canzone di Rocco Hunt, sì, mi piace la canzone. Luca Arena, ma tu abiti vicino a World Planet, quello che deve scherzi giusto? Non siamo mai caso vicino perché... No, non siamo mai caso. World Planet, chi è? World Planet. Ah, aspetta. Era sto ospedale, no, non sono in casa, no. Il Planet Game. No, comunque non abito là. Ciao Denise, un bacione. Allora. Ciao Michele Chicchella. Ah, Federica. Ah, Chicchella. Sì. Qual è il vostro idolo? Come cantante Rocco Hunt, come comico? Ci faccio pensare tra poco tra Roberto... No, Enrico Brignani. Roberto Benini. Enrico Brignani, Alessandro Siani e Biagezzo. Ah, pure Vincenzo Salemme. A me Marco Zuckerberg. Io domani mi spiego alle 5:30 per andare a Roma, non devo fare fame, domani ci siete voi. No, cammini e a Cam. Venite a Bari. Forse qualcosa a Bari mo rimane. Ronaldo Messi. Messi secondo me è più forte. Può darsi. Ma noi che ce ne foto, ti stanno schiattati di Renato. Casalnuovo. Ciao Francesca Sandino. Mi saluto frate. Attore preferito? Vai giù, chi là? Mi ricordo come si chiama. Willy Smith. A parte Willy Smith. Oh me, tu sei un attore... Mi piace pure... Ah, Raul Bova. Io mostro. Gabriel Gago pure. Allora. Camera mi ha fatto bloccare e vada. Io Cizza vado a Saccorto. Quando venite a Portici? Domani devo venire a Portici per fare delle prove, delle cose, poi vi spiego. Mi saluti. Ciao. Oggi mi esce un burro cambiezzo, no? Mamma mia, quanto è brutto. Ancora già però. No, ma e si mette un rito come voi. La coppa sta. Ah, già capito. Mamma mia, come fa male. Camera scende da Avellino? No, non credo. Camera, ti piace Johnny Depp? Dicimi, pure tu non sai. Venite ad Aversa che state più vicini. Allora, rispondi. Se ti fa piacere. Flavia dice, da dove nasce la passione per video divertenti? Nasce nel 1994. No, oggi è nata così all'improvviso e mi è sempre piaciuto. Allora, ci racconti un guaio che hai fatto da ragazzino e le conseguenze? Dice Daniele Pezzella. Canzolava di Piera ha fatto morire la famiglia. No, non solo, aspetta. Come fa male a sto brufo, mamma mia. Allora, un guaio che ho fatto. Mi mettevo fuori via la mia, aspettavo in macchina che passavano, pigliavi il prete e ci buttavamo in vacillare. Chi tra 7 di mano nascondete, vado a chiappare sul piano. Oh, era me. Io me ne andavo perché c'era nel suo di me.
Li seguite i model? No, ho visto qualche video, però sono bravi. No, io non sì. Andrea dice, Camille, sei felice che hai vinto l'Oscar a Leonardo DiCaprio? Sì, guarda, io sono felice, però le va a vincere io. Io so capire. Carmine, saluta Maria Cabardini. Carmine, saluta Maria Cabardini. Ciao Maria Cabardini. Alessia Gatto. Alessia Gatto. Ciao Alessia Muccio. Ma che sei muscio? No, mi fa male che non posso parlare. Fa male un brufolo, voglio mannaggia la colonna. Luca e Carmine, scusate di disturbo, potete salutare mio fratello Riccardo Manco? Ciao Riccardo Manco. Manco. Ciao Gerardo Cozzolino. TV, Nautica Napoletana. È nato prima l'uovo o la gallina? Allora, fa pensare poco. L'uovo, perché se no la gallina come nasce? Però per fare l'uovo nasce prima la gallina. Che se sto pensando? No? Quindi... Allora, quindi secondo me è nato prima l'uovo. Perché? Perché l'uomo ha fatto l'uovo. Poi da lui è nata... A me ma che si dice... Rosa Sodari, dice come ricordi di me? Non mi ricordo. Hai capito? Rosa... Carmine, che la guagliona che viene per tutte parti. La fanno Diego. No, perché accade non perché manca la foto boh. Vabbè, come si ricorda. Avete mai pensato di provare a partecipare ai insulti? Sì, Ciro, abbiamo pensato qualche volta. No, io no, perché sono minorenne. Ho chiamato pure, però i provini sono chiusi. Ti piace? Vincere facile. Tiller Strixter The Show. Ma che sei? Fai un raduno a Sorrento. No? Poi siamo leggeri. Ciao, ciao, Ben. Ma che sei fatto salutato da me? Oh, Giuseppe D'Alessia, me ne saluto. Ciao Giuseppe. Camille, quando fai un raduno a Caivano? Non lo so, voglio che si fa tutto parte. Comunque, io volevo avvisare, no? Se dovete fare il vostro la festa di compleanno, comunione, battesimo, divorzi, quello che è, oppure dovete inaugurare il vostro nuovo negozio, il vostro nuovo locale e tutte queste cose qua, potete chiamarmi al numero 338 444 9212. Poi nel caso vado pure ripeto questo numero, voi segnate, però comunque se non volete non potete pure un coppo profilo mio, andate nel mio profilo, il numero lo trovate scritto nell'immagine di copertina, quindi chiamate e potete prenotare questa cosa, quindi venga a festa compleanno vostro. Ma mi schizza, quando mi stiamo a fare diretto, che si hanno fatto quasi 11:35. No, non sta scritto, è scritto a fare. Perché se è qualcosa. No, non sta scritto. No. No, ma è un presso, saranno 27 minuti. Ah, buona di 10 minuti, Allora, quando si fa per un compleanno? Allora, ragazzi, chiamate al numero. Allora, ragazzi, non vi posso dire tante informazioni perché comunque in base a sia un compleanno, un battesimo, il prezzo è lo stesso, però dipende dalla durata, capite? Quindi il massimo dello spettacolo è 45 minuti. Per il prezzo e per tutte le altre informazioni potete chiamare al numero e quindi... Carmine, fai un... Allora, dice Gas. Carmine, fai un confronto tra YouTube nel 2016 e negli anni passati. Voglio che è cambiato assai. Allora, ragazzi, per chi vorrebbe chi vuole fa video sul web, può cominciare comunque da Facebook, perché YouTube, con il passare del tempo, Facebook ce l'ho tu posto YouTube, questo è sicuro. Ciao Alessia Principe, non piangere, ti ho salutato. Prima, negli anni passati, tipo all'epoca quando nacque Frank Matano, cioè i video non si facevano in coppa a Facebook, nessuno faceva i video in coppa a Facebook, solo tramite YouTube, cioè con YouTube era più facile crescere. Invece oggigiorno tutti quanti si stanno manando in coppa a Facebook. Infatti Mette e Bise fanno video da molto tempo, voi l'avete conosciuto adesso, però comunque fanno video da molto tipo 3 anni fa, 4 anni fa, e tenevano in coppa YouTube i video, però nessuno è breve, no? Quindi anche loro hanno capito questa cosa e sono passati su Facebook, perché hanno capito che su Facebook subito girano i video. Comunque è cambiato assai, voglio è cambiato assai. Camille, fai una collaborazione con Diego YouTube? Sì, sicuramente, Matteo, la farò.
Voglio mi fa male un brufolo, non mi dice tre. Mamma mia. Oddio. Ciao Pasquale Natale. Dice Alessandro D'Andrea, ti piace regalare sorrisi agli iscritti? Certo, oggi è normale, se no non facessi video, no? Proprio quella è la soddisfazione, quando tu fai un video, la gente ride, si diverte e quindi tu sei soddisfatto. Allora, parlando di Frank Matano, quando si sei pezzo di cose, ti scrivi la domanda, ok, quando hai fatto il disegno del suo viso e ti ha risposto cosa hai provato, vai giù, bella soddisfazione, perché comunque io non mi ricordo dove lo inviai il video per farglielo vedere, mi pare proprio tramite messaggio di Facebook. E oggi gli getto un messaggio e mi rispondette, cioè mi commentò il video, mamma mia. Come pensi di essere tra 10 anni? Voglio chi ne ripete. Allora mi dicono, gli dice Donato, conosci Fabrizio Cerrone? Sì. Cerrone è un grande, vai giù, Cerrone è un grande. Cambia cosa pensi della partita Fiorentina? Napoli, vai giù a finire a Parigi, già è prevista questa cosa. Ti piace Eminem? Allora, ti ho taggato su Facebook, mi hai snobbata, vabbè, ti voglio bene qua. Ah, aspetta, mo mi ricordo, aspetta, mi hai taggato in una foto, fammi vedere. Rosa. Aspetta, fammi vedere. Oh, Rosa. eccola qui. Ah, eccola, ecco qua dove mi messo il mi piace, Rosa. Abita a Giuliano dove? Abito nel Corso Campano, vai giù, nel centro di Giuliano. Oddio. Ciao, Treville Foxy. Provo una forte stima. Allora, dice Flavia da Cozzi, provo una forte stima nei vostri confronti perché essendomi trasferito da Napoli mi fate donare sempre sorrisi. Grazie a te, Flavia. Grazie. L'avevo passato le non Champions. Non so, cioè io. Allora, perché hai fatto così? Non lo passo di Champions. Tengo fame. Vai, tengo fame. Vai giù, tenevo fame. Camino, frate, mi saluto. Non ho visto il nome, però Madonna mia. Ciao, Gangster 7. Stici cansa. Che hai fatto? Mi pare un fratello Pisella. Madonna. Allora, che ne dite? Il Napoli passerà alle semifinali di Champions? Un Napoli. Napoli. Napoli perché se in Champions no? Ah sì, sei in Champions. Ma quando mangi? È sciuto pure. È sciuto pure, con Villareal, vai giù, che state a dire? Paura l'euro, Napoli. Ciro Ascione, potete anche venire a comprare in fuori campagna, sì, vai giù, possiamo venire a comprare fuori campagna, però il prezzo ovviamente aumenta perché comunque ci sono le spese, capito? Pino Miglietto fratello, ma Pino Miglia è il nome d'arte? Sì, Pino Miglia è il nome d'arte, Miglia è Migliaccio, Pino e Giuseppe. Se vuoi Napoli vince lo scudetto, vai giù, spero di sì, mi fa piacere. Che telefono hai? Vai giù, ho questo telefono qua è Samsung, lo stesso telefono. Grande neo. Uguale. Il popolare di diventare qua da me. Camila, mia madre ti adora. No, i fede, me la fa durare. Luca, allora è ufficiale che siamo insieme, sì. Ora ci sposiamo pure. Ciao Francesca Volpicelli. Ciao Pasquale Avitabile. Ciao, ciao Paloppio Migallo. Clash of Clans, come si chiama? Tu gioco là? No, non ci gioco. Se no mangazzi. Ciao Cristian Piezzo. La Juve e la Roma, passano il turno di Champions. La Roma no, la Juve sì. Ma io che volete che ma fa? Vogliamo fare? Allora. Che vogliamo fare? Allora. Guarda, Donato, pure tua nonna mi segue. Giochi a Clash. No, non ci gioco. Chiamami, vuoi salutare Matteo? Matteo. Ciao, Luca, per me già siamo sposati. Che bello. Luca, ma tu stai con me, Anna? Ma io che vogliamo fare? Mamma mia, mi fa sti. Carmine, sono nuovo, mi saluti? Ciao Christoph. Ragazzi, io sto con tutti.
Non sono Juventino, lui è Juventino. Sono io Juventino. Allora. Ma no. Allora. Scusate, non sbaglio. Ciao Pascal Daria. Ciao Nello Cargiù. Te ci dai, fa che storia, facciamo a cuccare. Facciamo a cuccare, voglio. C'è un po' a cuccare. No, ci mettiamo in coppa a Facebook. Ma non fa sto brufo. Madonna mia. Cambia, maleducazione. Luca mi sta niente cor. No, Flavia, non lo pensare mai. Cambia, perché non annunciamo una bella buonanotte? Cambia. Allora, ma che storia a parte a teatro mia, dove vuoi? A ballare. No. Voglio stare dormendo, che cazzo fai? Ma qua voglio. Cambia, mi sblocchi su WhatsApp. Dove... Mi piace Eminem come artista, no, non mi piace come artista, dico la verità. Voglio comunque, non lo so, mi faccio sta diretta, tanto va fame, per un po' di tempo. Però voglio. Oh. Non lo so, lui fa un macchiare, se no vedono solo i capelli. A me tengo solo. Sta niente lui. Perché da dire il culo. Salutami. Allora, voglio... Allora. Guarda, non si stanno strascinando. No, non gioco a Minecraft, ai giochi che gioco. Ti piace Tony solo Colombo? PES 2016, che bello. Ti piace Tony Colombo? Come? Allora, cambia, perché sono solo sindaco? Che? No, c'è solo sindaco. Ma non che vuoi sindaco e strunzo? Oh, ti aspetto domani in chiesa. Oddio! Pure io ti aspetto. Ciao Anna Menditto, ciao Vatti della Corte, ciao X Gioanto. Vlog per. Cambia, faccio una pizza. Voglio mangiarsi una pizza. Oddio. Non voglio. Allora, gameplay diverso FIFA 16, lo faremo. Salutami se lo devi salutare. Ciao Alessia Esposito, ciao Anna Di Palma, ciao Maragione, ciao Emanuele, ciao Raffaele, ciao Donato, ciao Alessia, ciao Maraggio, ciao Maria. Ciao. Oggi mo faccio tu con andare così sicuro non mi scordo di ciò. Allora. Comunque. Perché parli qualcosa di discorsi no, voglio io discorsi se ne ci fa. Perché discorsi se no, perché tengo su. Voglio tengo su. Allora, ragazzi, avviso importante. Buonanotte. Voglio un meme capitale. Cioè, figura e mezzo, mi faceva una diretta, mentre facevo invece la dice sta macchina su. Allora, ciao Raffaele. Saltami Carmine, saltami. Carmine, spero che fa un'intervista per Webstar. Speriamo. Una domanda seria. Ma a te ti piace? No. Amen. Voglio che sono scritte salutami, ma non ce la faccio perché Varop scorre subito la cosa. Allora, Guagliuni. Saluto Luca. Hai specie. Sta che dici patini, mi fa venire suono pure a me questo. Ciro, ti piace la banana? No, non mi piace la banana. Non mi piace la banana. Ti piace la banana? Anna, pure io ti amo. Luca tiene ciao Nello Gargiulo. Sì, ma non vedi che i gargamelli. Che resti garg? Primi giorni Marai, buonanotte Camilla, ciao Vincenzo Mattei. Dolce notte. Fate di nuovo. Vai giù. Tieni i soldi. Ciao programmer 67. Camera mangiato mi. Sembrate strafatti. Vai giù. Tutta pasta. Fate una tutta pasta. Questo tutta pasta. Camera ci vuoi dite sta buonanotte.
Ah, buonanotte, fammi. Ah, boh, come dici, ma buonanotte che rima però, senza base, così. Facci chi stu rap e non va stemmi morto. Sta a mia ciluzza e vi diciamo buonanotte. Facci chi stu rap, calavo un po' a YouTube, a live un po' a YouTube. Ma arrivo, no, rimane da venire idraulica da contro YouTube. Dopo YouTube chiama Kist e poi ci metto... Chi l'ha visto? Ma non sempre volgare ma se non rap faccio, cioè, però è solo metti scuola. Allora Cagne, l'accendiamo. Oddio mio. Pure io vi amo comunque, eh. Allora ragazzi, vi amo troppo. Vi saluto tutti, un saluto in generale oggi perché se non ce la ci metto visto che ne su Tra mano non sa buca, e me la devi. Quando vedo un uomo che fa pure a me. No, hermano. Ehi, amsi brutto. Allora amici, ma qua. Buonanotte ragazzi. Noi oggi siamo di Giuliano, mi dicendo stiamo pure oggi, non so chi sei però ti amo. Vai vi mando un grosso bacione. Buonanotte. È stato un piacere. Sogni d'oro. Niente, vai quindi ci vediamo alla prossima diretta, magari la facciamo su Facebook. Ciao. La prossima volta, vai giù. Ok, ciao, vai giù. Ciao, vai giù. Un bacione, vai giù. Un bacione, vai giù. Vai giù, buonanotte, ciao. Ciao.